buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Aveva già subito un'aggressione sessuale, la vittima dello stupro di gruppo a Palermo si era salvata con lo spray al peperoncino. Gli investigatori cercano altri video girati dai 7 imputati, decine le violenze denunciate tra giugno e agosto. Senza sosta i messaggi di cordoglio e rabbia per la sciagura sui binari di Brandizzo, commozione a Messina e Marsala, le città di origine delle 2 vittime siciliane. La procura di Ivrea, gravi violazioni di sicurezza. Da oggi il via alle domande per la formazione e il lavoro che sostituiscono in parte il reddito di cittadinanza, le paure e le ansie degli ex percettori. Rischiamo di finire in mezzo a una strada. Anche gli artigiani della CNA si schierano con Trantino, che ha chiesto le dimissioni dei manager dell'aeroporto di Catania. Dello stesso avviso è il capogruppo PD a Palazzo degli Elefanti, Caserta. Ambientalisti in fermento a Stromboli, il cemento minaccia una delle meraviglie delle eolie. Calcio, entusiasmo alle stelle a Catania per l'esordio stagionale dei rossazzurri, biglietti per lo stadio ormai quasi introvabili sul mercato e il club punta a sfoltire la rosa con un occhio attento per l'ingaggio di un'altra mezzala. Bentrovati, decine le violenze sessuali denunciate a Palermo tra giugno e agosto. Intanto la vittima dello stupro di gruppo rivela di avere già subito un'altra aggressione e gli investigatori cercano nuovi video girati dai 7 imputati. Maglio Viola. Oltre 150.000 follower fra TikTok e Instagram. La ragazza vittima della violenza dello scorso 7 luglio a Palermo ormai è nota a molti, non nasconde il volto nelle sue generalità. Su TikTok ha oltre 60.000 follower e su Instagram oltre 90.000 e continua a rispondere a tutti. Nei giorni scorsi si è resa protagonista anche di una diretta social durata una mezz'ora per raccontare il proprio incubo, le proprie sensazioni, il disagio. Una lunga diretta attorno alle 22 del 30 agosto dalla casa protetta lontana da Palermo in cui alloggia dal giorno precedente. E sul social le giunge anche un saluto da parte di Sfera e Basta. Il trapper le ha inviato una breve clip per dirle ciao, fai la brava, ci vediamo presto, pronunciando comunque apertamente il suo nome. La vittima ormai è esposta, come non dovrebbe essere. Sono moltissime le persone che conoscono la sua identità e lei non si sottrae al confronto, attacca chi la critica, ma la sua frustrazione appare evidente. Qui sto meglio, dice, e difende un'amica attaccata sui social quale complice degli stupratori. Ma su TikTok ci sono anche profili che raccolgono notizie su di lei e sulla sua storia e c'è chi espone anche l'amica che sarebbe la fidanzata dell'uomo del chiosco abusivo che le avrebbe servito i 7-8 cicchetti di seguito in pochi minuti. Accusa invece quel ragazzo che l'ha fatta ubriacare, è successo anche per colpa tua. Intanto indagini sono in corso su un altro tentativo di stupro che la giovane avrebbe subito in precedenza ma dal quale si sarebbe difesa, così come indagini sono in corso su una pioggia di denunce di stupro presentate alle forze dell'ordine da giugno ad agosto a Palermo, un vero e proprio boom durante questa estate del 2023 della quale bisognerà distinguere caso per caso. E dalla parte della ragazza di Palermo si schiera Telefono Rosa, la presidente dell'associazione da sempre in prima fila contro la violenza sulle donne. Lei ha scritto una lettera aperta, non sei sola, ascoltiamola. Lorena Dolci. Insieme alle volontarie del Telefono Rosa abbiamo deciso di scrivere questa lettera aperta alla giovane ragazza palermitana che ha subito uno stupro. Lo stupro è uno dei crimini più tremendi che possano essere commessi da qualcuno e ancora più tremende sono le considerazioni scritte nei social. È vero, come diceva Maurizio Costanzo, grande giornalista, che la mamma dei cretini è sempre incinta, però è anche vero che leggere certe cose fa male, molto male. E noi diciamo alla giovane ragazza, no, sollevati perché non sei sola. Noi siamo vicino a te, sempre, in ogni momento. Chiamaci, il nostro numero è 06 3751 8282. Noi ci siamo per te, tutte le volontarie. Se hai bisogno della psicologa, se hai bisogno di consultare un avvocato per essere ancora più tranquille, noi siamo a tua disposizione, non sentirti sola.
Telefono rosa, 10 anni di violenze fisiche e psicologiche, ha confessato di aver abusato della sorella disabile, il 24enne arrestato dai carabinieri di Sant'Agata li Battiati, scusate, vicino a Catania. L'incubo per la ragazza è iniziato quando era bambina. Dusi Lazzara. Se parli ti ammazzo. A scrivere il messaggio su WhatsApp il fratello maggiore della ragazza disabile vittima dei suoi abusi. Non solo le minacce psicologiche, ma le violenze sessuali per 10 lunghi anni dentro casa a Sant'Agata li Battiati, vicino Catania, nel luogo più protetto. Il 24enne è stato arrestato adesso nel carcere di Piazza Lanza e davanti ai giudici ha ammesso tutto, raccontando che gli abusi sulla sorella sono iniziati quando lui aveva 15 anni. La ragazza avrebbe sopportato in silenzio, ma a un certo punto la pressione era diventata troppo dolorosa e così ha confidato tutto alla cugina. Lei stessa ha avvertito la zia che con la figlia è andata a denunciare ai carabinieri. Cade così il muro di silenzio che l'aveva costretta a sopportare tanta violenza. La vittima non è ancora maggiorenne. Per lei l'incubo è iniziato quando era una bambina e andava alle elementari. E gli inquirenti adesso vogliono capire come sia stato possibile che nessuno si sia accorto di quello che avveniva tra i fratelli. E va avanti anche l'inchiesta giudiziaria divisa in 2 procedimenti. Uno avviato dalla Procura dei minori per gli abusi subiti prima che la vittima fosse maggiorenne e per gli ultimi 6 anni le contestazioni sono della Procura ordinaria. Senza sosta i messaggi di cordoglio e anche di rabbia per la sciagura sui binari di Brandizzo. Commozione a Messina e a Marsala, le città di origine delle 2 vittime siciliane. La Procura di Ivrea parla di gravi violazioni di sicurezza. Francesco Triolo. Saranno le indagini aperte dalla Procura di Ivrea a dover chiarire tutti gli aspetti dell'incidente avvenuto nella nottata di ieri a Brandizzo, nel torinese, nel quale hanno perso la vita 5 operai di una ditta di manutenzioni ferroviarie, tra cui 2 di origini siciliane, il messinese Kevin Laganà, 22 anni, e il marsalese Giuseppe Saverio Lombardo, 52 anni. Diversi messaggi in loro ricordo da parte di amici e conoscenti, soprattutto sui social. I magistrati piemontesi procedono per disastro ferroviario colposo e omicidio colposo plurimo al momento contro ignoti, e anche il Ministero dei Trasporti ha avviato una propria inchiesta. Il macchinista che guidava il convoglio, 12 vagoni vuoti in viaggio da Alessandria a Torino, era sicuro che quello fosse un orario in cui nessuno avrebbe dovuto transitare, men che meno lavorare, come ha precisato anche Ferrovie dello Stato. Ma gli operai erano lì, sui binari. 2 di loro si sono salvati, sono stati dimessi ieri sera dopo ore di sostegno psicologico fornito nell'ospedale di Chivasso, ma ancora oggi non si sanno spiegare cosa sia accaduto. Tra le ipotesi c'è quella di un errore di comunicazione, come ha detto anche il sindaco di Brandizzo, ma bisogna ricostruire tutta la trafila delle autorizzazioni per l'avvio dei lavori per capire cosa sia accaduto. E l'incidente di Brandizzo riporta alla mente quello avvenuto 15 anni fa a Motta Sant'Anastasia, nel quale persero la vita gli operai Giuseppe Virgilito di 35 anni e Fortunato Calabresi di 58. Il macchinista non si accorse della presenza di 2 uomini e non c'era alcuna segnalazione di lavori. Dopo il processo Fiume fu condannato il caposquadra. Intanto sono stati tanti i messaggi di cordoglio ma anche di rabbia che sono arrivati. Qualcuno ha richiamato anche l'incidente delle acciaierie Thyssen di Terni per evidenziare la gravità di queste morti sul lavoro. Per oggi è stato proclamato uno sciopero dei manutentori di RFI, mentre lunedì a Vercelli ci sarà uno sciopero generale dei trasporti. Per il giorno dei funerali, ancora da fissare, la Regione Piemonte ha deciso di proclamare una giornata di lutto regionale. Tramontata l'epoca del reddito di cittadinanza, è possibile da oggi presentare le domande per la formazione e il lavoro. Scoraggiati gli ex percettori, rischiamo di finire in mezzo a una strada. Marco Gullà. Reddito di cittadinanza si cambia, ormai si va verso l'addio. Da oggi gli ex percettori del sussidio potranno presentare la domanda per il supporto per la formazione e il lavoro e se hanno i requisiti per accedervi potranno essere avviati a un percorso di professionalizzazione e di inserimento lavorativo, durante il quale per i complessivi 12 mesi potranno ricevere un contributo di 350 euro mensili. Lo potranno fare tutti coloro che hanno ricevuto il messaggio da parte dell'INPS di cessazione del reddito e a sua volta sono occupabili. Oggi siamo stati in un patronato di Palermo e per molti di loro c'è immediatamente una notizia poco positiva. Oggi quindi tu presenterai questa domanda
però devo dirti da precisare che partirà il mese dopo dal momento in cui tu l'hai presentata, quindi le 350 euro non saranno nel mese di settembre che li percepirai, ma se tutto andrà bene e sarà giustamente accolta da ottobre. Cosa ti aspetti da questa nuova misura? Allora, innanzitutto che inizi presto, assolutamente, così almeno riusciremo a sopravvivere con questi 350 euro. E poi logicamente alla fine di questi corsi di formazione l'inserimento subito nel mondo del lavoro. Per questi due ex percettori palermitani la situazione è decisamente delicata. Il padrone di casa, come mi può dire, può aspettare 2 mesi, non massimo 3 mesi, poi non so se sicuramente provvederà a qualche cosa, a mandarmi qualche spratto e io per andare a finire in mezzo alla strada non posso assolutamente andarci. Come sopravvivo? Così, facendo dei piccoli lavoretti in nero, è inutile che ci nascondiamo dietro tante grandi bugie, facendo dei piccoli lavoretti in nero e quindi sottopagata 4-5 euro. Per poter almeno sopravvivere, non dico pagare le bollette, pagare la casa, però almeno per riuscire a mangiare. Nei prossimi giorni sono previste altre manifestazioni di protesta da parte degli ormai ex percettori. La Guardia di Finanza, nell'ambito di un'inchiesta sul fallimento della cooperativa Arcobaleno Catania Scarl di Santa Maria di Licodia, ha indagato 4 persone per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Per la procura sarebbe stata azzerata l'operatività aziendale dell'Arcobaleno, ormai gravata da debiti erariali per 3 milioni di euro, in modo che gli indagati potessero assicurarsi la prosecuzione dell'attività commerciale senza fare fronte agli obblighi nei confronti del principale creditore costituito dallo Stato. Arrestati a Giarre 2 estorsori denunciati dagli imprenditori ai quali avevano chiesto il pizzo in un cantiere. Gli investigatori li hanno identificati e bloccati grazie alle descrizioni delle vittime. Catania, sulla vicenda SAC, diverse voci della politica e dell'associazionismo stanno prendendo posizione. Il professor Caserta del PD spiega perché sostiene il sindaco trentino nella battaglia per l'azzeramento dei vertici della società e l'appoggio arriva anche dalla CNA. Simona Mazzone. Trentino non è solo. Arriva da più parti il sostegno al sindaco di Catania che ha chiesto le dimissioni ai vertici della SAC, la società che gestisce lo scalo etneo. Il capogruppo del Partito Democratico al Consiglio Comunale Maurizio Caserta, ospite a Buongiorno Sicilia, ha spiegato le ragioni per cui si è schierato, nonostante le opposte posizioni politiche, con Trentino in questa crociata. Fin dall'inizio abbiamo chiesto le dimissioni del CDA della società e il sindaco con una posizione forte, risoluta, coraggiosa ha detto le cose che sappiamo bene. Mentre l'AD della SAC Torrisi, dagli studi di Sicilia 24 Focus, aveva puntualizzato che il piano d'emergenza c'era e l'impianto antincendio era funzionante. Una questione di cui si sta occupando la magistratura, mentre in Calza Caserta contano i fatti raccontati dalla gente. Restano i fatti sotto gli occhi di tutti, le sofferenze che tutti hanno raccontato. In politica si guardano queste cose, e cioè quello che la gente ti racconta, quello che la gente mostra, le sofferenze che vedi. E la politica su questo è giusto che tiri le somme, perché questo è un fatto politico. Non ne sono sicuro, ma lo spero, che da questo fatto cominci una riflessione seria sull'intreccio tra affari e politica, perché di questo stiamo parlando. E conferma il sostegno a Trentino su questo fronte. Se il sindaco intende proseguire su questa strada avrà certamente il mio sostegno e immagino anche il sostegno del Partito Democratico. Anche CNA di Catania, la Confederazione Nazionale degli Artigiani, in una nota parla di posizioni coraggiose, quelle del sindaco, che ha dato voce con trasparenza a un disagio avvertito da più parti e da tempo. Un gesto importante viene definito da un punto di vista simbolico e politico. Per questo dalla CNA si dicono pronti ad attivare insieme ogni possibile sinergia utile a trainare Catania fuori dalle infernali sabbie mobili in cui è sprofondata. Il 1 settembre 2004 spariva da Mazara del Vallo Denise Pipitone e oggi nel 19° anniversario la ricorda la mamma Piera Maggio e scrive:
6.939 giorni senza di te, senza verità e giustizia, anni di omertà, ingiustizia e troppa ipocrisia. Ci rimane, continua la madre di Denise, l'amarezza e tanta rabbia per gli errori di indagine commessi, irrecuperabili, e per tutto quello che si poteva fare e non è stato fatto. Ci cercheremo sempre. Speriamo con tutto il cuore che ovunque tu sia, almeno sia bene. Noi non molliamo. Così la mamma di Denise Pipitone, solidarietà e affetto espressi dal sindaco a nome della comunità di Mazara del Vallo. Da Stromboli l'allarme è lanciato da un comitato di ambientalisti. Stop al cemento che minaccia una delle spiagge più belle dove nidificano le tartarughe. Lorena Dolci. Ecco le piccole caretta che arrancano nella sabbia nera di Stromboli, tartarughine che si affrettano a raggiungere il mare tra le dune della spiaggia di Punta Lena. Era il 2019 e da allora gli ambientalisti aspettano che si ripeta il miracolo della schiusa delle uova di questa specie protetta. Ma mamma tartaruga non sapeva di avere scelto uno degli angoli più degradati dell'isola. Da quasi 30 anni, infatti, questo compattatore di rifiuti, che doveva essere provvisorio, si affaccia direttamente sul mare, uno spiazzo di oltre 4.000 metri quadri in un'area classificata come zona verde. Ma le tartarughe non leggono i cartelli e quest'anno avrebbero un'altra sorpresa. La situazione ultimamente è ulteriormente peggiorata per via di una concessione edilizia che ha permesso la cementificazione di una grande area privata proprio a fianco del compattatore, in prossimità oltretutto non soltanto della spiaggia ma anche di una zona dove in tempi recenti, parliamo del 2019, è tornata a nidificare anche la tartaruga caretta, che è una specie protetta e quindi solo per questo l'area dovrebbe essere tutelata da ogni intervento. Contro questa colata di cemento che deturpa la natura insorge il comitato. Per questo comitato di cittadini ha lanciato un appello pubblico al sindaco di Lipari per chiedere com'è possibile che i vincoli di tutela del territorio siano stati così ampiamente disattesi e soprattutto per chiedere un forte segnale di cambiamento nella politica di gestione del territorio. Se verranno prese tutte le iniziative a tutela dell'ambiente, questa spiaggia potrebbe presto tornare a brulicare di tartarughine. Facciamo una breve pausa, fra poco per il calcio, l'attesa per l'esordio in campionato del Catania che stasera ospita il Crotone al Massimino. State con noi. Eccoci di nuovo insieme con il calcio, fremente attesa a Catania per la partita di stasera con il Crotone, biglietti per lo stadio ormai quasi introvabili. I rossazzurri di Tabbiani esordiscono in Serie C circondati dall'entusiasmo della città. Sul mercato si pensa a sistemare alcuni esuberi prima di chiudere per la mezzala. Marco Carli. La città si veste di rosso-azzurro, il ritorno fra i professionisti era atteso e dà il senso di un progetto che va oltre. E allora ecco l'entusiasmo, lo si vede ai botteghini dove le persone provano ad accaparrarsi gli ultimi biglietti per la partita di oggi con il Crotone. Lo si vede dai numeri della campagna abbonamenti e dai colori che appunto riempiono la città. Per Catania il calcio è una festa e il palcoscenico è dei più degni per il numero di spettatori, sarà sold out o quasi, e per il restyling a cui è stato sottoposto lo stadio. Le immagini sono di questa mattina e documentano, oltre al manto erboso rinnovato, gli ultimi ritocchi prima del match in un impianto storico che con i nuovi seggiolini e i colori della pista riflette ancora di più l'appartenenza. Quella che sente la squadra, 21 i convocati di Tabbiani, le scelte appaiono fatte, 4-3-3 con Livieri in porta, Rapisarda, Quaini, Curado e Mazzotto in difesa, centrocampo nuove firme con Rocca, Ladinetti e Zammarini, ma attenzione a Rizzo, in attacco oltre Marsure, l'ex Chiricò, ballottaggio fra Sarao e l'altro ex di Carmine. Penso che noi ci dovremmo mettere del nostro in questo momento, dire dove noi possiamo arrivare sarebbe vendere fumo e sarebbe raccontare bugie, perché l'idea è quella di avere una squadra competitiva, la sensazione è quella di avere un gruppo che si sta formando in maniera positiva, ma penso che appunto questa parola gruppo si formi nelle partite, si formi durante il percorso del campionato. In questo momento siamo avvolti da
un entusiasmo incredibile e noi lo dobbiamo cavalcare. Mercato, il Catania lavora come sempre per il centrocampista, emerge il nome di Vallocchia della Reggiana, c'è sempre Vitale, attenzione anche al mercato degli svincolati che va avanti oltre la scadenza di stasera, ma prima c'è da sistemare i giocatori che non fanno parte del progetto come Giovinco e Somma, anche svincolandoli per permettere loro di andare poi in un'altra squadra. Catania-Crotone sarà seguita da Telecolor con diretta stadio che comincerà mezz'ora prima del calcio d'inizio, live di 3 ore con formazioni e pregara, i collegamenti durante il match e le interviste finali in un ampio post partita con analisi e commenti. Continua alla Pala Abramo di Piazza Spedini la preparazione atletica del Catania Volley del presidente Rospelligra, spettatore curioso e attento dell'allenamento di ieri pomeriggio. Il nuovo patron della società Etnea, che parteciperà al prossimo campionato di B1 femminile, ha approfittato della sua presenza in città per partecipare all'incontro e salutare staff tecnico, prima squadra e una rappresentanza del vivaio. Dovete essere orgogliose di rappresentare questa città, ha detto l'imprenditore australiano, siate ambasciatrici del marchio Catania, siate sempre disponibili con tutti e impegnatevi per dare sempre il massimo in ogni occasione. Ci fermiamo qui, il TG Sicilia torna alle 20, grazie e buon pomeriggio.